Noi dobbiamo essere accoglienti. Il primo è quello che ci fa la più grande morale di tutti, si chiama Emmanuel Macron, presidente di Francia. Insomma, dice anche lui, siete un po' vomitevoli, perché questi africani sono poveri, non hanno niente, portiamoli in Europa. Qual è il problema? Che questo racconto è falso. Il Niger è una terra ricchissima di uranio. Nel Niger c'è una multinazionale francese controllata per l'80% dallo Stato francese, che si chiama Orano, che estrae dal Niger il 30% dell'uranio che serve a far camminare le centrali nucleari francesi. Il 90% dei nigerini campa senza elettricità. Allora, la soluzione al nostro problema non è trasferire gli africani in Europa, è consentire agli africani di gestire le loro materie prime e non andarli a sfruttare, produrre nuovo colonialismo